Per raggiungere il passo della Cappelletta bisogna uscire sull'autostrada 12 a Sinistra Levante e poi si seguono le indicazioni per Casarza Ligure, Casali, Missano, Castiglioni Cavarese, Torza e si arriva a San Pietrovara. A San Pietrovara si gira a sinistra per 10 km e si raggiunge Varese Ligure. Da Varese Ligure si prende la statale che porta al passo Centocroci e circa 200 metri prima nei pressi del rifugio passo 100 si gira a destra e in circa 5-6 minuti si raggiunge il passo della Cappelletta. Invece, per raggiungere il passo Calzavitello, bisogna, quando si è arrivati a San Pietrovara, girare a destra, si raggiunge in circa 10 km il Sesta Godano, poi si prende la strada alla sinistra e attraverso i paesi di prima Chiusa e Orneto, siamo proprio ai confini tra Liguria e Toscana, si supera Orneto, si raggiunge Casebiagi, Casa della Maddalena, Adelano e poco dopo Adelano si raggiunge il passo Calzavitello. Invece per raggiungere il passo del Rastrello, sempre sulla stessa statale, appena prima di Chiusolo si gira a destra e attraverso il paese di Antessio si raggiunge un'altra statale e girando a sinistra per circa 6 o 7 km si raggiunge il passo del Rastrello. Invece per raggiungere il Valico dei Casoni bisogna tenere in considerazione un'altra uscita autostradale, ovvero sempre sull'autostrada 12 a Brugnato si prosegue fino a Rocchettavara. A Rocchettavara si sale e per circa 10-12 km attraverso il paese di Suvero si raggiunge prima il paese dei Casoni e poi l'omonimo passo. Nella composizione precedente vi abbiamo fatto vedere 3 tappe d'alta via, ovvero la tappa 35, 36 37. Nella 35 dal passo del Bocco fino a Colacraiolo, punti principali, oltre al Poggio di Buenos Aires ci sono state le 3 cime del Monte Zatta e poi l'ultimo pezzettino che ci ha portato in discesa proprio alla Colacraiolo. 5-6 km all'incirca. La successiva, la 36, ovvero da Colacraiolo fino al passo di Centocroce. Questa è stata una tappa veramente bella, proprio tutta sulla Val di Vara. E primo tratto abbastanza facile così, e il secondo con un qualche pendenza, ma nulla di rilievo, ci ha portato alle bellissime paleoliche del passo di Centocroce. L'ultima, la 38, proprio 5 km e mezzo sostanzialmente di Satalmo, il primo tratto di un pezzettino in mezzo al bosco, così ci ha portato dal passo di Centocroci fino al passo della Cappelletta. 3 tappe veramente, parte la prima così destinata alla Val di Vara. Così. Adesso andiamo avanti, siamo quasi alla fine dell'Alta Via dei Monti Ligure e vi presentiamo altre 3 tappe d'Alta Via. La prima, la tappa numero 38 dal passo della Cappelletta fino al passo Calzavitello, dove il punto principale è il famosissimo Monte Gottero. C'è da dire un particolare che, allora, questa è la tappa classica, si può dividere in 2 facendo un altro pezzo così, ovvero arrivate alla foce di Treconfini, così si può deviare in direzione proprio della provincia di Massa nel comune di Zeri al passo dei Due Sassi per poi arrivare al passo Calzavitello, però diciamo la principale è quella che ho fatto io anni fa. Poi la successiva dal passo Calzavitello al passo del Rastrello e poi l'ultima dal passo del Rastrello fatto anni fa con l'amico Federico fino al Valico dei Casoni. Continuate a seguire il canale, l'Alta Via come ho già detto sta quasi per finire così, però adesso è l'ora di farvi vedere queste 3 bellissime tappe che lasceranno sicuramente un segno dentro ognuno di voi. Siamo sempre in cammino, siamo qui al passo della Cappelletta che è qui davanti a me, che mi ha dato ancora una volta rifugio. Siamo circondati da 3 paleoliche da un lato e una dall'altro. Tra un po' questa qui a sinistra ci passeremo sotto perché incomincerà una nostra nuova avventura, una nuova tappa di Alta Via dei Monti Ligure che ci porterà qui dal passo della Cappelletta fino al passo Calzavitello. La cosa di valore di questa tappa, di assoluto valore, è che saliremo sul Monte Gottero. Ne abbiamo già visti dei monti in questo nostro tragitto e ne vedremo ancora. Non ci resta che prepararci, fare un po' di colazione e partire, perché l'intenzione odierna, oltre ad arrivare al passo Calzavitello, è di raggiungere anche il passo del Rastrello.
Un'ultima occhiata a questa valle per poi andare avanti. Siamo al passo del lupo. A questo punto vediamo una grande piazza dove in questa direzione prosegue l'alta via e tra breve poi noi devieremo per salire sul Monte Gottero. Questo è il sentiero da cui proveniamo e l'alba si fa larga in mezzo alle fronde degli alberi. Un'altra giornata da vivere a pieno. Siamo ai piedi del Monte Gottero. Guardate un po' che cosa ci fa vedere oggi la nostra cara Liguria. Incredibile. L'agognato Monte Gottero con la sua croce. E i suoi panorami mozzafiato. Non c'ero mai stato qua. Siamo giunti alla foce dei tre confini. Giusto fare un riepilogo della tappa come da adesso, perché siamo circa alla metà. Siamo partiti dal passo della Cappelletta per salire verso il Monte Gottero. Una faggeta meravigliosa, veramente. Tratto faticoso, fortunatamente l'abbiamo fatto al fresco, abbastanza. Arrivo qua sopra il Monte Gottero con la sua croce, con tutta la sua storia e con un panorama incredibile, un panorama mozzafiato. Per raggiungere questo punto qua attraverso una discesa molto molto ripida, breve ma ripida. In questo punto qua si intrecciano tre regioni, la Liguria, la Toscana e l'Emilia Romagna. Altra cosa da ricordare è che per arrivare al passo Calzavitello ci sono due alternative. Noi faremo la più semplice, porta giù a Case Biagi e con tutti i borghi di Adelano. Poi arrivati lì proseguiamo. Un altro pezzo di faggeta del Monte Gottero. Senso di liberazione, senso di pace. Siamo vicinissimi alla fine della tappa e di tanti borghi questo è il borgo più grande, ovvero il borgo di Adelano, che dà nome alla foce di Adelano, che sarebbe il passo Calzavitello. Siamo nel comune di Zeri, provincia di Massa, quindi in Toscana adesso. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in fondo a questa tappa, qui al passo Calzavitello. Senti, abbiamo fatto un resoconto alla foce dei tre confini, cerchiamo di lasciare anche un'ulteriore descrizione per il pezzo da lì che ci ha portato fin qua. Un bellissimo bosco di faggi con ruscelli che attraversano. Ancora la discesa fino a Case Biagi con percorso, diciamo, un po' meno segnato, però molto bello in senso di varietà.
fino ad arrivare a Case Biagi, e poi l'ultimo pezzo di strada asfaltata che ci ha portato a conoscere Casa della Maddalena, Adelano, fino ad arrivare qui proprio alla foce di Adelano. Bene, ora non ci resta che fare ancora una tappa di alta via, come vediamo dal cartello, arrivare fino al passo del Rastrello. Vediamo se ce la facciamo, ma ce la facciamo sicuramente. Del caldo non ci importa, però cerchiamo sempre di regalarvi qualcosa di bello, qualcosa di magico. Prima di partire abbiamo incontrato una famiglia e confermo la cosa che mi è stata detta dall'uomo, ovvero che ci sono bellissimi panorami in questo punto qua. Siamo appena partiti in un sentiero medio largo dalla foce di Adelano e adesso c'è un pezzo che ci porterà alla località Frendalini, ovvero dove abitavano proprio loro, queste persone qua. Questo è il panorama dal Monte Cissò. Guardate ancora che meraviglia. Siamo vicini al Monte Antessio, più o meno a metà tragitto tra il passo Calzavitello e il valico del Rastrello. È stato un bel pezzo finora. Bel pezzo, il primo pezzo andando verso il Monte Cissò e scendendo giù a Frandalini. Tanta vista, soprattutto sul lato della Toscana, con Bergugliara in prima vista. Però abbiamo anche visto da dove siamo arrivati stamattina, ovvero dal Gottero venendo giù verso la foce di Adelano con tutti i suoi paesini. La cosa curiosa è che fino a circa 10 minuti fa siamo passati tutto sul confine ligure-toscano, in Toscana però. Poi ci siamo alzati arrivando fin qua in mezzo a una zona non proprio pulita, però che poteva dar spunti di bellezza, perché qualche anno fa ci è bruciato in questa zona qua, lo so perché io ci sono passato in senso contrario tempo addietro, e a livello estetico era tutto coperto di erbacce, però si vedeva bene il passaggio, non era per nulla faticoso, però a livello estetico uno si può anche spaventare. In più proprio l'imbocco dove siamo adesso è un punto dove gli escursionisti si sbagliano perché arrivando dal Monte Antessio ti viene proprio spontaneo andare dritti. Infatti questo cartello qua è corretto, perché quando l'avevano scritto poteva confondere. Niente, ora fa capire bene la direzione da prendere per andare verso il passo Calzavitello. A noi questo non ci importa, perché ora viene il bello. Ora viene il bello perché ricordo questo pezzo qua fino al valico del Rastrello ha una bellezza unica. Vedrete. Siamo quasi al passo del Rastrello. Qui c'è ancora un piccolo panorama da godere. Il famoso villaggio del Rastrello, con i cavalli a difenderlo. L'ennesima avventura finita qui sull'Alta Via dei Monti Liguri. Un pezzo breve, 5 km e mezzo, che ci ha regalato parecchie cose interessanti. È stato bellissimo passare in mezzo alla faggeta, anche se rispetto a qualche anno fa avevano tagliato un po' di alberi. Ritrovare le mucche proprio qua sopra, vicinissimo qui al passo del Rastrello. Tutto ancora una volta bellissimo. Bene, la nostra 2 giorni termina qui. Come si vede dal cartello, quando ricominceremo torneremo qua
e andremo verso il Valico dei Casoni, altra bellissima tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri. Buongiorno a tutti, siamo nuovamente qua sull'Alta Via dei Monti Liguri, qui al passo del Rastello, per una nuova tappa che ci porterà al Valico dei Casoni. Difficile dimenticare le tappe precedenti che ci ha portato prima al passo Calzavitello e prima ancora al passo della Cappelletta, con il Monte Gottero che ci ha regalato delle immagini bellissime al mattino. In mia compagnia in questi 2 giorni c'è Federico, che conoscete già, a cui cedo la parola e che ci dirà qualcosa di su. Buongiorno a tutti, come ci ha appena detto Simone, siamo qui al passo del Rastello a 1044 metri sul livello del mare e ci apprestiamo ad iniziare la tappa numero 40 che ci porterà al passo dei Casoni, e la giornata è splendida, ci sono circa 15 gradi, quindi ora finalmente è esploso l'autunno, l'aria è fresca, però è proprio una bella giornata e si sta bene. Iniziamo questa nuova avventura. Ci troviamo in un punto molto importante della zona. Pratica questo è una zona dedicata a tutti i morti della seconda guerra mondiale. Troviamo anche questi cavalli di una bellezza unica che ci accolgono. E infine questa specie di anfiteatro, chiamiamolo così, con una stele. La stele con il ricordo del Presidente della Repubblica, per non dimenticare mai. Panorama della Val di Vara. Abbiamo fatto già un bel tratto di questa tappa veramente stupenda. Lascio la parola a Federico che ci dirà le sue impressioni su questa prima parte di tappa. Ora, che dire, questo pezzo di Alta Via è veramente splendido e rilassante, per nulla faticoso, è uno sterrato molto largo, tranquillo, non ci sono grosse pendenze, quindi si fa agevolmente. Prima di arrivare in questo pianoro bellissimo pieno di pascoli abbiamo visto il Sentiero della Pace, in cui è presente una sorta di cimitero con delle lapidi alla memoria di chi ha perso la vita qua durante la Resistenza. E adesso siamo in questo paesaggio che è a metà strada fra la Toscana e la Liguria, perché siamo proprio sul confine, che ricorda quasi regioni come la Val d'Aosta o il Trentino. È molto verde, molto rilassante, veramente bellissimo. Rendetevi conto che paesaggio che stiamo attraversando in questa strepitosa gita. In pratica, dal passo del Rastrello fino a qua, e mi viene da pensare anche fino al Valico dei Casoni, è tutta una strada sterrata come questa, molto comoda. Che incredibili posti per l'Alta Via dei Monti Liguri.
Siamo quasi alla fine della nostra tappa, proprio vicinissimi al Valico dei Casoni, e la luce in questo momento e paesaggi ci fanno apprezzare sempre di più la nostra Alta Via dei Monti Liguri. Siamo arrivati alla nostra fine tappa qui al Valico dei Casoni, una tappa sensazionale veramente, perché i panorami che abbiamo visto oggi sono stati degni dell'Alta Via dei Monti Liguri. Tappa molto facile, con un po' di venticello, giornata splendida, e è arrivato il momento di riposarci, perché domani ci sarà un'altra tappa. Dove andiamo domani, Fede? Domani proseguiremo verso Passo Alticella, Valico dei Tolini, e se ce la faremo arriveremo fino a Ceparano. Ci vediamo domani.